passo la parola a Davide Misturini che ci presenta una sua relazione molto interessante che va a spiegare nella sostanza come si fa una mappa di prescrizione. Ci racconterà come è stata fatta la mappa di prescrizione su questi campi e quindi di conseguenza entriamo un po' nell'aspetto più pratico di questo mondo del dato variabile che è di grande interesse. Bene, passo a te la parola. Grazie della parola, grazie a tutti, buongiorno a tutti anche da parte mia. Io sono Davide Misturini, sono un agronomo specializzato in agricoltura di precisione e in irrigazione. Quello che vedremo nei prossimi minuti è una panoramica di quello che abbiamo visto in questa mattinata, sostanzialmente di tutti i sistemi di irrigazione che abbiamo qui a Sasserami e quella che può essere l'implementazione fatta per quanto riguarda l'utilizzo di questo Ranger a dose variabile, quindi che ha 8 settori, quindi diverse possibilità di azione e di utilizzo, soprattutto legato al fatto che possiamo, come avete visto nelle immagini prima da drone, vedere appunto il fatto di avere una divisione dell'appezzamento in due per poter gestire al meglio quella che è la variabilità spaziale presente all'interno del campo. Quindi per far questo diciamo che è sempre necessario capire, come abbiamo visto anche prima dal professor Morari, quella che può essere la variabilità e come gestire la variabilità all'interno del nostro appezzamento per poter appunto vedere queste che sono le cose. Immagino starete vedendo la mia presentazione, quindi vedete un po' la slide che ho messo, la prima slide di presentazione è già per farvi vedere un po' come sostanzialmente potete vedere all'interno di questo campo, che è il campo alle mie spalle, ci sia della variabilità. Poi andremo più nel dettaglio a capire e a vedere quelle che sono state le metodologie utilizzate per andare a classificarla, per andare a geolocalizzarla. Ma diciamo che l'altra cosa che potete appunto vedere è che nel campo c'è una presenza importante di zone molto variabili che quindi vanno anche ad avere un effetto diverso su quella che poi può essere la gestione dell'acqua all'interno del campo. Quindi sostanzialmente quello che vedremo nei prossimi minuti è quello che può essere il concetto di irrigazione di precisione, quindi su quello che possono essere le attività da fare per poterla gestire al meglio. Io la classifico sostanzialmente in 4 attività. La prima che è quella dell'analisi della variabilità, quindi devo capire quali sono le mie zone e devo capire dove all'interno del mio campo c'è una variazione dal punto di vista della tessitura, dal punto di vista delle condizioni idrologiche, idrologiche, sostanzialmente per poter appunto capire come gestire al meglio la dose diciamo da distribuire al campo. L'altra cosa è quella e lo vedremo poi successivamente, ma andiamo un attimo a vedere adesso quelle che sono le attività, i sensori meteo connessi. Come avete visto alcuni di voi che sicuramente hanno partecipato alle altre giornate, esiste oggi una serie di sensori disponibili, poi ne vedremo uno particolare che abbiamo qui installato appunto a neutroni diciamo della FINAP per poter appunto capire quelle che sono all'interno delle zone che andiamo a identificare il contenuto d'acqua per poter poi andare a gestire la mappa di prescrizione. Abbiamo appunto parlato anche prima e sentito dal professor Morari come oggi ci sia un'evoluzione sempre maggiore per quanto riguarda la diciamo decisione per come irrigare, quindi da magari delle mappe semplificate che si basano sulla tessitura oppure sulle zone di tessitura, fino ad arrivare, come abbiamo visto prima, a delle mappe di prescrizione dinamiche che vanno veramente a seguire la cultura e identificare esattamente quando è il momento di poter dare l'acqua nel terreno.
L'altra cosa, ed è questa fondamentale per quanto riguarda la capacità di poter effettivamente seguire le zone all'interno del mio appezzamento, è quella di utilizzare dei sistemi come quello che ho alle mie spalle, come quello che avete visto prima in funzione, che sta tuttora funzionando alle mie spalle, di poter gestire i tempi e i cicli di irrigazione in funzione della mia mappa e della mia variabilità spaziale. Questo, come abbiamo visto prima, come ci ha spiegato il dottor Martello, diciamo, può essere fatto sia sui Ranger, che è la macchina che abbiamo qui alle nostre spalle, sia anche su diciamo, i pivot, oppure sui rotoloni, capendo esattamente quelle che sono un po' le capacità di rientro del rotolone. In più l'altra evoluzione, e qui vi farò vedere un esempio, ma ne esistono molti, anche già prima il dottore che presentava la parte del consorzio di bonifica ha spiegato un altro sistema di gestione diciamo per l'irrigazione di precisione, e andremo un po' a capire quelle che sono le caratteristiche peculiari, e che poi sono le caratteristiche che poi ai tecnici o alle persone come gli agronomi o i tecnici di campo permettono di capire quando è ora di irrigare, e soprattutto quanto è il volume idrico da apportare per poter far sì che la cultura si trovi nei diversi stadi fenologici alla sua miglior caratteristica, avere l'acqua disponibile nel miglior modo possibile. Quindi partiamo con questa veloce carrellata per andare a capire quelle che sono le caratteristiche della variabilità, e vi facciamo vedere un po' l'esempio utilizzato qui a Sasserami per quanto riguarda l'analisi della variabilità. Diciamo che quello che vedete qui è il campo e l'appezzamento che c'è alle mie spalle, che abbiamo appunto dove abbiamo cercato di capire effettivamente come varia la variabilità e come poterla poi gestire, come poi poterla cartografare. Per fare questo abbiamo utilizzato un sensore geoelettrico che, come anticipava prima il dottor Furlan, è un sistema, e adesso vi faccio vedere un'immagine e poi vi faccio capire anche meglio le sue caratteristiche. È un sensore che via via sta sempre di più prendendo piede, per andare a capire quelle che sono le caratteristiche e la variabilità della conducibilità elettrica, per poi andare a caratterizzare effettivamente quelle che sono le componenti che vanno a identificare la variabilità della conducibilità elettrica. Vi faccio vedere un video. Io utilizzo questo video dell'attività di monitoraggio, di mappatura che abbiamo fatto qui in questo appezzamento qui dietro, dove abbiamo il Ranger in funzione. Come vedete appunto il sensore geoelettrico, che è quella barra bianca che vedete nella parte posteriore del trattore, è un sensore, ce ne sono diversi tipi. Questo è un sensore che viene definito geoelettrico senza il contatto con il suolo, perché appunto non c'è nessun elemento che va a fare contatto con il suolo, ma tutto il sistema di rilievo viene fatto a circa 30 cm dal suolo, e in funzione delle caratteristiche e diciamo delle peculiarità nel terreno il valore di conducibilità elettrica apparente varia in funzione appunto se un terreno è più leggero o un terreno è più pesante. Poi vi faccio vedere nella prossima slide un po' quello che è diciamo il range di evoluzione e di valori che può avere la conducibilità elettrica. Vedete appunto che si lavora anche con culture in atto, come in questo caso la soia era già stata seminata ed era diciamo a 15 cm, però vedete come il sensore può passarci sopra, il trattore passa all'interno dell'interfila, viene fatto questo lavoro di mappatura, diciamo di rilievo dei punti ogni secondo, e vengono georeferenziati. E in più il dato diciamo viene preso a linee definiti transetti ogni 10 metri, per poter poi fare una mappa diciamo vera e propria, la mappa finale che vi faccio vedere nelle prossime slide. Vi dicevo prima la variabilità e la conducibilità elettrica. Perché utilizziamo la conducibilità elettrica? Perché da studi e da diciamo bibliografia che troviamo nel mondo universitario, nel mondo della ricerca, viene definito come il valore di conducibilità elettrica sia molto legato e molto correlato a quella che è la conducibilità elettrica del suolo e della tipologia di suolo. Poi
questo va sempre visto nei diversi appezzamenti, nei diversi luoghi, ma diciamo che ci permette di avere un'indicazione se un terreno, per esempio, se ha un valore di conducibilità elettrica basso o un valore di conducibilità elettrica intorno ai 100, se quel terreno può essere un terreno più sabbioso, più leggero, o un terreno più pesante nel caso ho dei valori intorno ai 100-120 millisiemens. Quando questo valore va oltre, diciamo intorno ai 150-200 millisiemens, siamo in presenza molto probabilmente di un terreno che ha del residuo salino. Perché? Perché più la concentrazione di sale, per esempio se troviamo, e lo abbiamo visto per esempio nell'azienda Valle Vecchia, dove essendo l'azienda vicina al mare, dove c'è un effetto di risalita salina molto importante e quindi nel terreno troviamo del sale, i valori di conducibilità elettrica superano i 150 arrivando anche a 300-400 millisiemens. Quindi questo va ad indicare esattamente anche poi quella che è la variabilità e poter gestire nel miglior modo possibile la diciamo salinità e gestire al meglio quella che può essere i lavori di gestione della salinità oppure di trovare un modo per poterla gestire al meglio. L'altra cosa è per farvi capire un po' come il sensore geoelettrico funziona, ve lo faccio vedere qui ma poi ve lo approfondisco nella prossima slide. È sostanzialmente il fatto che questo sensore geoelettrico posizionato davanti o dietro al trattore o su dei mezzi che possono essere dei quad o degli altri sistemi per potersi spostare attraverso il campo, ha appunto il sensore ha diciamo un display dove tutti i dati che vengono raccolti sia del sensore sia della posizione, perché la cosa importante è il fatto che io sì rilevo il mio dato di conducibilità elettrica, ma devo avere poi un ricevitore GPS che va appunto a collegare quella che è la conducibilità, quindi il valore di conducibilità elettrica alle diverse profondità, alla posizione spaziale, perché questo mi permette appunto di poter creare una mappa diciamo di variabilità, cosa che altrimenti non sarebbe possibile, perché avrei tutti i valori identificati in un unico punto e quindi non si potrebbe fare questo lavoro. Qual è il sensore geoelettrico e come funziona? Io vi faccio vedere una tipologia, che è la tipologia che abbiamo utilizzato qui per fare il rilievo, ma come alcuni di voi sapranno, oppure è possibile vedere, ci sono diversi tipi di sensori geoelettrici. I sensori geoelettrici possono essere o a contatto oppure non a contatto. Quelli a contatto hanno dei dischi o hanno dei sistemi per poter appunto avere un contatto diretto con il suolo. I sensori invece a non a contatto diretto con il suolo sono come questo qui, rialzati rispetto al suolo, lavorano diciamo in un range tra 30 e 40 cm sopra il suolo per poter appunto andare a identificare quella che è la conducibilità elettrica. L'altra componente è il fatto che più il sensore è lungo, quindi più diciamo il sensore all'interno di questa scatola o comunque il sensore che poi può essere portato a mano, più è lunga la distanza tra il ricevente, tra diciamo, la fonte di trasmissione, che è questo TX che vedete nella slide, e i vari diciamo, sensori riceventi, più è distante il ricevente, più diciamo, il sensore riesce a esplorare maggiore volume, quindi maggiore profondità di lettura di quelle che possono essere le caratteristiche del suolo. Come in questo caso abbiamo 4 sensori, quindi riusciamo ad avere un valore di conducibilità elettrica a diverse profondità, quindi possiamo arrivare fino a 1 metro, 1,20 m, diviso in diciamo segmenti, in 4 segmenti, ognuno di 25-30 cm. Quindi questa è la caratteristica che permette di avere una variabilità, avere un'analisi della conducibilità elettrica per poter appunto creare delle mappe di variabilità spaziale. Quindi questo è il risultato, adesso l'ho tirata un po' lunga, ma volevo farvi capire esattamente come si arriva a questa mappa di variabilità, quindi a questa mappa di conducibilità elettrica in primis, perché quello che è importante è avere un'analisi della variabilità data da un sensore geoelettrico e poi andare effettivamente poi in campo a validare quelle che sono le caratteristiche, perché la conducibilità elettrica è influenzata da tantissimi fattori, da molti fattori. È correlata sì con la tessitura, però ha un'influenza anche con il pH, quindi ci sono diversi fattori che potrebbero un po' inficiare il valore o farmi prendere delle informazioni che non sono così corrette. Ecco perché quando si fanno questi lavori diciamo, di analisi della variabilità è sempre importante utilizzare il sensore geoelettrico
per fare, diciamo, capire dove sono le zone, per delineare le zone omogenee e poi andare nelle varie zone omogenee a prendere dei campioni del terreno, andare a fare l'analisi del terreno per capire effettivamente all'interno della zona omogenea identificata dal sensore quali sono le caratteristiche peculiari che hanno determinato quel valore di conducibilità. Giusto per farvi vedere, anche in questo caso vedete che nella parte laterale dove siamo noi in questo momento con la regia e tutto quanto, siamo in una zona con una conducibilità elettrica un po' elevata, quindi diciamo che è tra 26 e 46, quindi una buona conducibilità elettrica, un'elevata conducibilità elettrica. Nella zona centrale, che è la zona diciamo in quella parte là in fondo, diciamo più distante diciamo del campo, abbiamo per le caratteristiche pedologiche della zona abbiamo una fascia con una conducibilità molto più bassa, e quindi poi siamo andati, nella prossima slide ve lo faccio vedere, siamo andati a identificare quelle che possono essere le caratteristiche proprie della zona per capire come mai, lo possiamo intuire, però sostanzialmente come mai abbiamo dei valori di conducibilità più bassa e più alta. E quindi questo è un po' il modus operandi che si utilizza quando si fanno questi lavori di mappatura del suolo e di utilizzo dei sensori geoelettrici. Quindi vedete, e ve lo faccio vedere in questa slide, sostanzialmente nella zona verde siamo andati a fare dei campionamenti e abbiamo trovato un terreno più argilloso, quindi con una buona presenza di argilla, quindi un terreno che sicuramente ha delle caratteristiche pedro-idrologiche diverse rispetto alla zona rossa, che è una zona sabbiosa, quindi una zona dove troviamo un'elevata componente di sabbia e che quindi avrà sicuramente un valore e una ritenzione idrica molto più bassa rispetto a una zona argillosa. Quindi anche qui, quando andiamo a creare la mappa di prescrizione, dobbiamo tenerne conto. Quindi diciamo che questa è la base per poter riuscire a creare una mappa di prescrizione, altrimenti non so dove effettivamente andare a identificare delle zone diciamo ad irrigazione differenziata. Per farvi capire, per arrivare un po' alle caratteristiche che abbiamo utilizzato per fare questa mappa di prescrizione che stiamo utilizzando, è sostanzialmente usare come base questa variabilità, quindi questa zonazione fatta con il sensore geoelettrico, e andare poi a creare, spero si veda, è un po' difficile riuscire a sovrapporre le cose, ma sostanzialmente vi faccio vedere, si vede, ok, bene, si vede il puntatore nella presentazione. Sostanzialmente questa qui era la zona verde, questa è la zona bianca con questa parte qui, e questa qui che vedete qui in rosso era la zona rossa. Quindi sostanzialmente quello che siamo andati a identificare per fare una cosa più semplice possibile, o comunque per cercare di rendere anche visivamente la cosa, abbiamo appunto definito, vedete, di dare un qualcosina in meno di irrigazione nella parte argillosa, presupponendo che il terreno sia capace di trattenere più acqua, o comunque che il bilancio idrico in quella zona sia più elevato, e dare il 100% dell'irrigazione nella zona sabbiosa, dove sappiamo che probabilmente la cultura si trova già in stress, e quindi andare a equilibrare quella che può essere la disponibilità d'acqua sia nella parte verde, quindi in questa zona principale del campo, e in questa lingua, diciamo, di sabbia che troviamo all'interno del campo. Quindi in questo modo qui vi trovate, e il ranger farà in questo modo qui, in questa zona qui temporizzerà in maniera diciamo normale, oppure scusate, qui ridurrà leggermente la temporizzazione, quindi per dare meno acqua rispetto per esempio ai 20 mm pianificati. Qui invece rimarrà aperto tutto il tempo per poter dare l'acqua, i 20 mm che abbiamo pianificato, e nella zona intermedia, diciamo, farà una gestione intermedia. Quindi sostanzialmente in questo modo qui ci permette, anche in questo caso qui, vedete, dove ho una parte dove voglio dare per esempio il 90% dell'irrigazione, e in questa parte qui dove voglio dare l'85%, avrò, essendo la campata divisa in due, avrò una temporizzazione minore in questo campo, e in questa parte del campo, e maggiore in questa parte. Quindi in questo modo si riesce a gestire perfettamente quella che è la variabilità del mio appezzamento. Per esempio qui aprirò di più, aprirò di meno, aprirò di più, quindi in questo modo per seguire perfettamente quello che è l'andamento del suolo. C'è da dire anche che in questa situazione siamo anche fortunati perché la variabilità del suolo va nella stessa direzione che ha il Ranger. A volte magari non è così, perché ce la troviamo nella parte opposta, diciamo in un'altra girata completamente, e lì bisogna un attimo capire meglio come gestirla, però in questo caso siamo fortunati, quindi
nel modo di lavoro del Ranger riusciamo perfettamente a seguire quella che è la variabilità del suolo e quindi dare una prescrizione di irrigazione. L'altra cosa che secondo me è fondamentale, e qui vi faccio vedere nella prossima slide, è quello che può essere un sistema di supporto alla decisione per poter gestire l'irrigazione, ma questo si chiama valley scheduling perché diciamo è compatibile e lavora perfettamente con il pivot, con il Ranger che abbiamo alle nostre spalle, che appunto è della Valley, ma nulla vieta di poter utilizzare, come per esempio era stato presentato prima, il programma iReframe. Perché? Perché ci permettono di capire esattamente quando sia il tempo di entrare in campo e di poter dare la dose di irrigazione. Perché? Perché sono dei sistemi di supporto alle decisioni che in funzione qui vi faccio vedere una schermata, ma non voglio dilungarmi, voglio solo farvi un attimo capire quelle che sono le caratteristiche. Abbiamo delle dashboard, così chiamate, dei sistemi che permettono all'operatore, al tecnico, all'agricoltore di visualizzare quelle che sono le caratteristiche, la posizione, perché vedete avete una mappa di Google, come in questo caso qui, con la posizione del pivot. Questi sono pivot, ma potremmo farlo tranquillamente per il Ranger, e ci dice nelle diverse colorazioni verde, giallo, rosso quelle che sono le caratteristiche dell'acqua presente all'interno del suolo. Vedete qui poi ci sono sempre delle tabelle che mi vanno a identificare quelle che sono per esempio la data di lavoro, i pivot 1, 2, 3, 4 per identificarli. Mi permette di capire, vedete anche questa iconcina qui mi fa capire che il sistema è collegato direttamente con il telecontrollo, quindi tutti i dati di irrigazione, di gestione, di apertura e chiusura del sistema vanno direttamente su questo modello decisionale, e mi permettono di avere tutto il sistema sempre aggiornato. E la caratteristica principale è che io posso visualizzarle sia sul PC sia sull'applicazione, quindi anche quando sono in campo posso andare a identificarlo, ma mi permettono soprattutto di andare a avere una previsione, quindi so esattamente se mi trovo in una condizione mi dice per esempio tra 2 giorni la cultura dovrebbe andare in stress, quindi devo controllare, e anche il sistema poi dà un supporto, però posso andare a controllare quello che sarà la previsione meteo. Per esempio vedo che non ci sarà pioggia, ma per esempio 5 giorni dopo, 4 giorni dopo avrò 20 mm. Con una percentuale di una probabilità di pioggia molto elevata. Quindi questo mi permette poi di capire se conviene forse aspettare e vedere se piove, oppure irrigare un po' per non far sì che la coltura vada in stress e aspettare poi la pioggia. Quindi questo è un supporto che mi permette appunto di capire quello che può essere la migliore strategia per mantenere la cultura al regime idrico migliore. Questo è sempre la stessa cosa, insomma, la previsione dell'evoluzione dell'acqua in funzione dell'evapotraspirazione e dello stadio fenologico della cultura. E soprattutto la cosa importante è, anche in questo caso come funziona per iReframe, ma funziona anche in questo caso qui, è la visualizzazione di quella che è nella barra marrone, per esempio l'evoluzione dell'umidità del suolo, quindi la percentuale di acqua all'interno del mio terreno, la mia capacità massima, quindi la mia capacità di campo, il limite, questa barra rossa è il limite sostanzialmente sotto il quale non vogliamo scendere per far sì che la cultura non vada in stress, e essendo il sistema collegato ho sia l'irrigazione, quindi questa barra blu che vedete, azzurrina scusate, è l'irrigazione, e la barra blu è l'acqua, che invece è la precipitazione registrata dal pluviometro o da una stazione meteo limitrofa. Quindi sostanzialmente questo è l'evoluzione. Si può arrivare per esempio a definire se una sonda che legge i diversi livelli posso identificare quelle che sono la profondità e la disponibilità di acqua alle diverse profondità in funzione dello stadio fenologico, e quindi poter far sì che la mia cultura rimanga sempre nel miglior stadio di disponibilità d'acqua possibile. L'ultima cosa è legata al fatto che voi vi chiedete sempre, oppure la richiesta è: ok, ho la mia variabilità, ho la mia gestione, quanto devo dare e tra quanti giorni devo rientrare in campo o devo riaccendere il mio sistema. Questo sistema qui per esempio ha questa particolarità che posso
visualizzare quelle che sono le caratteristiche. Per esempio oggi, o comunque questa data qui che era il 3 di settembre, avevo il 95% della capacità di campo, quindi la mia cultura aveva l'acqua disponibile. Via via che passano i giorni, vedete che per esempio il 10 di settembre la mia cultura potrebbe cominciare a entrare in stress. Quindi in questo sistema qui io posso gestire lo scheduling, quindi la pianificazione dell'irrigazione, quindi mettere per esempio 5 mm, 10 mm, riportare alla capacità di campo e quindi far sì che la mia cultura rimanga perfettamente nella zona di comfort per poter prendere l'acqua, avere l'acqua disponibile ed espletare tutte le sue fasi fenologiche e attività culturali, per poter far sì che non si vada a sprecare acqua da un lato e si vada a ottimizzare quella che è la gestione e l'utilizzo e l'efficienza dell'uso dell'acqua. L'altra cosa importante è che, dicevamo anche prima con il professor Morari, l'utilizzo delle mappe satellitari, mappe da drone, mappe satellitari, per poter identificare esattamente, per esempio, se la mia cultura, come vedete qui, ho una cultura molto produttiva, comunque che si trova in una condizione di stato vegetativo buono, oppure culture che possono essere state seminate prima e quindi ho un livello di NDVI, quindi di sviluppo vegetativo più basso, oppure in una zona che magari alla stessa data di semina si trova per esempio in difficoltà, e quindi posso andare a capire da queste mappe quale può essere la causa di questo problema, quindi andare a capire se è un problema di irrigazione, se è un problema di concimazione, oppure per esempio potrebbe essere stato un eccesso idrico o un problema fitosanitario. Quindi diciamo che questi sistemi vanno tutti integrati per poter appunto ottenere il massimo possibile dall'irrigazione e dalla gestione della risorsa idrica. Io vi ringrazio per l'attenzione, poi ci sono domande, siamo qui. Questa era sostanzialmente una panoramica per farvi capire come, anche per poter fare delle mappe di prescrizione per l'irrigazione, non sia una cosa accendo e faccio, ma devo sostanzialmente andare a valutare quelle che sono tutte le caratteristiche e le variabili che mi permettono di poter ottenere sempre il massimo dalla risorsa idrica. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buon proseguimento.